Alain, perché la scelta di Marco Novati? Marco Novati rappresenta il sogno pittorico di una Venezia figurativa del secolo scorso. Lui ha rappresentato delle fotografie pittoriche, ha immortalato la realtà di una Venezia oramai scomparsa. La sua vita, inizialmente agiata, è diventata di stenti e successivamente ha introdotto questa azione pittorica all'interno di studi che lui aveva compiuto prima con il professor Paggiaro e poi come autodidatta. È importante un'azione rivalutativa. Io già mi sono occupato di Eugenio da Venezia, dell'artista di Mestre Gigi Candiani, e il passo successivo era compiere un omaggio, introdurre nuovi elementi, avere una visione contemporanea per un artista con soggetti oramai abbandonati dal mercato, perché lui rappresentava la realtà industriale, la realtà lavorativa, le persone che soffrivano. Ecco che di conseguenza è importante un'azione rivalutativa che serva da volano anche per gli altri artisti a lui coetanei: Cosimo Privato, Fioravante Seibezzi, Eugenio da Venezia, Neno Mori e tantissimi altri della sua generazione. Alain, io ho voluto fare l'intervista con te proprio vicino a quest'opera Carbonaio, che appartiene a una collezione privata ed è stata gentilmente offerta per la presentazione. Che cosa ha di caratteristico della pittura di Novati questo? Quest'opera, che ho voluto anche in copertina, rappresenta l'essenza della pittura del maestro, perché effettivamente possiamo guardare tutto il complesso e vediamo una personalità con fatica, che ha dato il meglio per poter vivere, vorrebbe cambiare la sua situazione, lui porta tutti i giorni i sacchi sulle spalle, ma vorrebbe cambiare, non ce la fa, c'è una rassegnazione, una passività, il suo sguardo guarda all'infinito, un orizzonte possibile, il suo volto comunque è una tavolozza di colori, questo nero di vite che lui amalgamava con le cromie, questa sofferenza, questa volontà di fuoriuscire che lui, l'artista Marco Novati, ha patito nella sua vita, soprattutto durante la formazione artistica. Il tuo libro non è solo uno studio per quanto riguarda l'arte dell'artista di Marco Novati, ma anche una ricerca su quella che è stata la sua vita. Quanto la vita di un artista come Marco Novati ha influenzato poi il suo lavoro e la sua pittura? Tantissimo, diciamo che la predisposizione gli è nata proprio con queste disavventure finanziarie che lui ha avuto, che ha focalizzato e poi portato in una pittura innovativa. Il suo maestro aveva uno stampo ottocentesco, ma ha cercato con delle cromie crude, soprattutto anche di rottura, di creare una realtà esistente, e da lì poi ha sviluppato tutta la sua etica pittorica. Lui ha viaggiato molto da ragazzo per studiare, era indisciplinato, ma successivamente si è reso conto che l'arte era la sua vita e l'ha dimostrato fino ai suoi ultimi giorni di vita. E concludendo, dove sarà possibile poi acquistare e trovare il tuo libro? Allora, il libro è in distribuzione nelle migliori librerie di Mestre, Venezia, Padova, Treviso, in diverse sedi, è reperibile anche via web, per esempio nel sito Amazon, ma anche in quello della Feltrinelli. Ci saranno altre presentazioni, la prossima già fissata sarà all'Isola di Burano, nel secondo sabato del mese di settembre, e altre sicuramente verso la fine dell'anno. Perfetto, grazie Alain e buon lavoro.